Sì, sì, ma è chiaro. Rieccoci, avevo interrotto Boaretto, dunque se vuole continuare il concetto perché c'è devo dire che a distanza di 12 mesi le aspettative di noi imprenditori del bacino termale erano sicuramente più, diciamo così, rosee. Sta di fatto che poi il falso allarme di inizio novembre con il famoso allarme appunto del cluster alle terme che non c'era, e poi soprattutto la spinta mediatica a inizio di dicembre con queste ondate sempre crescenti di contagiati, effettivamente è ricaduto in maniera devastante su tutto il comparto. Però da questo noi dobbiamo solamente imparare che effettivamente l'uso dei vaccini, anche per l'alto numero di persone che si sono vaccinate e che credono in quello che una parte della scienza ha detto, bisognerebbe dimostrare un po' più di rispetto, e anche, diciamo, quelli che sono proprio decisamente contrari dovrebbero un attimino capire che probabilmente per un equilibrio socio-economico ognuno dovrebbe fare un minimo di sacrificio, certo. quindi Dottor anche Pisano, vaccinarsi. anche nella situazione vaccini, poi vedremo le grafiche anche su questo argomento, il concetto è che all'inizio ho detto dura 9 mesi, dura 6 mesi, abbiamo capito che chiaramente questo tipo di vaccino dura 4 mesi, perché non dura di più con anticorpi la maggior parte, e quindi finché non si trova un vaccino più duraturo bisognerà vaccinarsi spesso per tutta la durata di queste varianti? Punto di domanda. Allora, moltissimi sono i vaccini a cui è richiesto un richiamo, perché noi anglizziamo tutto e ci divertiamo a chiamarlo booster, sostanzialmente è un richiamo. Già da quelli che facciamo alla nascita, ogni bambino fa una prima, una seconda, una terza dose, no? Su vaccini che hanno delle storie ormai decennali, anzi molto di più. La storia del non vaccinismo non nasce con il Covid. Io ricordo che questa è stata una regione che ha fatto una scelta, come dire, secondo me pessima, quasi 20 anni fa, di abolire l'obbligo vaccinale per le scuole, e non tanto tempo fa fece un ricorso contro la legge Lorenzin, che perse in Corte Costituzionale, sempre per il discorso, tenendo conto che si erano abbassate le coperture per la poliomielite. La questione dei vaccini, in questo caso, noi avevamo assistito qualche tempo fa, ce lo siamo dimenticati, a un fratello maggiore del Covid, che era la SARS, cioè la famosa suina, che sembrava che dovesse fare i disastri che ha fatto il Covid. Si è autospenta, nessuno si è mai spiegato il come, il perché, ma è stata molto meno impattante e si è autolimitata. Questo per entrare dentro i ragionamenti, che ha perfettamente ragione il dottore quando dice che la scienza è un'evoluzione, no? E che non è niente prevedibile con modelli matematici, cioè nella scienza 2 più 2 difficilmente fa 4, anche perché ci sono tanti fattori che non conosciamo. Ma proprio per questo la discussione deve avvenire prima di tutto tra livelli di competenza e di autorevolezza pari, cioè l'opinione, e l'ho già detto, l'opinione di Fauci, con tutto il rispetto, anzi facciamo così, non può essere messa allo stesso livello della mia opinione. Non perché io sono un laureato in medicina quanto Fauci abbiamo lo stesso livello di competenza e di autorevolezza. Quando parla Fauci, io personalmente devo stare zitto e imparare. Se Fauci invece si confronta con un altro virologo di quel livello e si confrontano le due posizioni, e poi la posizione che sarà come i criteri scientifici dicono, cioè la più oggettiva, la più ripetibile, allora quella sarà l'operazione prevalente. Non può esistere che la cosa, il pensiero di chi sarà
sia prevalente allora su Fauci perché prende più like su Facebook. Posso invitare un medico Novax e può chiacchierare con lei. Chiamando un medico Novax può chiacchierare con lei, giusto? Lei mi sta dicendo questo in parole povere? No, non ho detto questo. Ho detto che due scienziati che discutono di vaccini, con me un medico Novax non può avere discussione, non perché io sono meglio e lui è peggio, perché no, partiamo, ma se è medico che l'altro... No, è diverso, perché lui ha un convincimento, qua stiamo parlando di ricerca scientifica, non di discussione. Se lui ha è laureato come lei, sì, è laureato come me, ma deve avere delle evidenze scientifiche. Il problema è che uno non mi può portare come, ed è il motivo poi per cui avvengono le sospensioni e tutto il resto, non mi può portare come prova uno studio tarocco come quello che fu fatto sulla questione dei vaccini e dell'autismo, che si è dimostrato a livello mondiale essere... Però mi scusi, dottor, però viene sospeso. Però è pericoloso il suo discorso. Però si viene è molto sospeso, pericoloso il suo discorso. Ha ragione, viene sospeso, perché se lei dice, no, se c'è un pari medico laureato come lei in medicina, e lei ovviamente valuta sotto un aspetto tecnico ben preparato, e l'altro valuta sotto un aspetto tarocco... Non conta nel mio... Finisco, dottore. E l'altro lo valuta sotto un aspetto, secondo lei, tarocco, ovviamente l'ordine dei medici, di cui lei è presidente, interverrà e ovviamente sospenderà quel medico. No, allora, io ho detto un'altra cosa. No, se un medico si pone fuori da quello che è l'evidenza scientifica, uno può anche provare uno può anche sostenere che la Terra è piatta, ma mi deve portare l'evidenza scientifica che alla fine può essere condivisa è replicata da tutti. Se il mondo intero, se tutta la medicina mondiale dice che i vaccini sono... Dottore, le faccio un esempio. No, non puoi venire a dire che non va bene. Però il suo ragionamento è corretto, un attimo, all'interno di una democrazia il terapiatismo devi accettarlo. No, lo posso accettare come opinione, nel senso che ognuno può dire la sua, ma non ha il valore di un'opinione scientifica, perché fino al giorno in cui qualcuno non mi fa una fotografia dallo spazio e mi fa vedere che la Terra è piatta, se permettete, permetto dottor Chisarà, le faccio una domanda che mi riguarda anche personalmente, così anche ad esempio. Io ho fatto la terza dose, dopo aver fatto la terza dose ho preso il Covid il giorno dopo. Ho fatto il monoclonale, passato il periodo, ovviamente un mese, mi ha chiamato la responsabile, una dottoressa del monoclonale, a precisa domanda gli ho chiesto: senta dottoressa, io ho fatto il vaccino il giorno prima di prendere il Covid, è valido il mio vaccino? La dottoressa mi ha risposto: guardi, non è valido per niente, lei ha terminato i 4 mesi, deve farsi la terza e forse anche la quarta dose. Poi lo chiedo a un primario luminare di terapia intensiva e mi dice: no, guarda che il tuo vaccino conta. Poi lo chiedo alla direttrice, faccio nome e cognome così, alla direttrice delle infettive di Padova, dottoressa Della, mi dice: stiamo studiando, non si sa ancora se può durare oppure no. Domanda, la risposta è giusta. Domanda, in virtù di questo, io che sono andato da 3 luminari a chiedere, o da 3 medici, o da 3 che hanno studiato sicuramente 1000 volte più di me e mi hanno dato 3 risposte diverse, a chi devo credere? Intanto non le hanno dato proprio 3 risposte Uno diverse. sì, uno no, uno forse. Perché no, ma ha dato 3 risposte, una cosa dottore, è dire le garantisco, sì, va uno bene, mi ha detto però che non serve nulla. La sostanza è che, stando così, e poi veramente non possiamo dare delle risposte standardizzate, anche perché non state a pensare... io a chi devo credere? Allora, il problema, dottore, non è che io a chi devo credere, il problema è che ci vorrebbe anche una condizione generale che fosse una comunicazione omogenea. Noi abbiamo una serie di contraddizioni dentro questo sistema. Ho capito, ma e bisogna partire dalla prima premessa, che nessuno ha certezze. Dopodiché il fatto che lei, avendo avuto l'infezione, è indipendente dal fatto che lei abbia fatto il vaccino, perché la sua immunità è stata stimolata dall'infezione, quindi avesse fatto il vaccino o non avesse fatto il vaccino è la stessa cosa. L'avevo fatto il giorno prima, in effetti. Sì, ma voglio dire, è la stessa cosa. Dopodiché, quanto dura quell'immunità? Questa è la domanda. Al momento, o uno lo fa col vaccino, o uno lo fa
per chi fa l'infezione, si è vista che con queste varianti si è ristretta a 4 mesi. Ce lo voglio tornare al mio caso personale perché la risposta alla fine è stata sempre uguale. No, non è stato uguale, dottore. Sì. No, perché la prima mi ha detto deve fra 3 mesi 4 vaccinarsi, uno mi ha detto no, quella che hai fatto la terza dose prima del giorno prima del Covid è valida e non serve, e uno mi ha detto stiamo studiando. Mi hanno dato 3 risposte diverse. Lei, dottore. dopo 4 mesi ho fatto il vaccino, ho fatto l'infezione. Se non avesse fatto, diciamo, se fosse alla prima dose, avrebbe dovuto ripetere la seconda. No, basta che uno mentre se avesse fatto la seconda non aveva ripetere la terza. Io sono uno che si vaccina, credo in questo, credo in lei. Sì, ma lei è anche un ottimo giornalista che deve trovare dei momenti di contraddizione. E qua rientra il tentativo di assoluzione che lei ha fatto della categoria che non è riuscito. Si è autodenunciato. Si è autodenunciato, direttore. Le ho fatto un esempio chiaro, lei non mi ha dato una risposta. Io ho chiesto e da cittadino chiedo a chi devo credere, tutto qui, non ho dato una risposta. Ma lei deve sicuramente credere a quello che è la scienza ufficiale. Esatto. Dopodiché, che dentro la scienza ufficiale, purtroppo, per protagonismi, per interesse, per mille motivi. Non credo in questo caso. No, non è questo, lo stiamo generalizzando. No, ecco, in questo caso sono persone serie, affidabili. Ho intuito di chi parla e ho grande stima, quindi non è quello il problema. Però, dentro questa comunicazione, anche per noi, non pensi che sia facile, perché se io le faccio vedere la mia posta aziendale e le faccio vedere il numero di comunicazioni che arrivano, uno a un certo punto deve veramente trovare la bussola. Era per capire ovviamente cosa... Perché qua poi c'è un problema... Mi sono fatto l'idea personale. Perché poi c'è un problema di fondo. Una roba del genere non si può gestire patteggiando tra Stato e Regioni. Una roba del genere va gestito da un unico soggetto. Su questo siamo d'accordo. Infatti la vaccinazione ha cominciato a funzionare quando ha messo Figliolo, però quello che mi ha determinato per allora, adesso, siccome di medicina me ne intendo poco, però di politica, anche di politica, però mi piace di più. Prego, ecco, Cesaro. quello che mi ha... Cioè io è da 50 anni, da quando... 45, che sento parlare della paura del ritorno del fascismo, no? Dell'autoritarismo, del dittatore... E adesso voi, anche voi di pseudo-sinistra, che insomma, adesso dire di pisato di sinistra è come bestemmiare in chiesa, però mettiamo del PD, state osannando, state leccando il pelo a uno che decide da solo, cioè fa tutto lui, c'è l'uomo solo al comando. Mi scusi, divago un po' perché sennò parliamo sempre di medicina. Cioè, sti qua, fino all'altro giorno dicevano no, ci mancherebbe il presidenzialismo, dobbiamo avere il Parlamento che decide. Sto qua è da un anno che governo, da quant'è che governa? Risultati zero, perché voglio dire lui è un economista e sa come siamo messi in Italia a livello economico, loro lo soffrono sulla loro pelle. Voi siete per l'uomo solo al comando, l'uomo della provvidenza, il generale che gestisce i vaccini. Non potevano prendere una Croce Rossina o Giorgio Borile, il generale sempre in divisa. Lo dicessi io, verrebbe la Digos a casa mia alle 5 di mattina, io guardo esterrefatto, incredulo, un po' schifato anche di questa vostra conversione o non so se è una conversione sulla via di Damasco o sulla via di Noventa, visto che ha una casa anche qui. Ma sono d'accordo tutti. Vicino a casa tua. Ti è caduto il microfono. Ma parlo lo stesso anche senza microfono, io ho mica problemi. Le spiego una cosa, però l'ha voluto tutti i partiti quella persona lì. No, ma guardi che io non sono tutti i partiti, io ho la facoltà di essere libero, no? Di poter dire quello che penso. Ecco, per cui mi fa un po' specie che questi qua si appellino all'uomo solo, quando fino all'altro giorno il pericolo più grande che avevamo in Italia non era la disoccupazione giovanile, l'inflazione, era il fascismo. E quindi bisogna ritornare alla normalità, sia sanitariamente che politicamente soprattutto, perché secondo me è un'aberrazione civile, è un'aberrazione umana che io per entrare, o lei o chiunque di noi, per entrare in un posto dove fino all'anno scorso si entrava perché lo facciamo da 3000 anni, adesso io debba presentare un lascia passare. Questa è un'aberrazione, ma non democratica, è un'aberrazione civile che io combatterò finché avrò fiato. Questo voglio dire. Perfetto. E non c'entra essere pro vaccini o contro vaccini. Qui stiamo
stiamo parlando del Green Pass. Il Green Pass è criminale dal mio punto di vista. Io l'ho invitato che c'era Cesaro, no, perché Cesaro ce l'ha con tutti, dunque No, ma che non vorrei mai poi passare per maleducato in queste cose. La straordinaria arte oratoria di Cesaro Beh, bravissimo. lo porta, ma glielo riconosciamo tutti, però in questa come dire, discorreggiare, no, perché mi è venuto male, discorrere, perché ho detto un'altra roba che potevo, non voleva essere offensiva. In questo discorrere poi lui semplifica e tagliando a fette tutto. Perché così capiamo meglio. Sì, però... Stavo offendendo, ti voglio dire capisci. E invece ho fatto il plurale, vedi quanto gentile sono. Se mi è permesso, perché buttare a mare l'autorevolezza del professor Draghi per come ha guidato il paese in questo anno, no, ma mi dici in mano tutto a uno, no. Aspetti, Ti ho anche chiesto parli che dopo. risultati ha portato. Dimmi che risultati ha portato. Straordinari. Ma quali? Che abbiamo recuperato il 6% di PIL, c'è l'inflazione del 4% e il privato, lui lo sa. Noi siamo arrivati quest'anno ad avere più di 1.000 miliardi, il primo anno nella storia del mondo, dell'Italia, dall'antica Roma, più di 1.000 miliardi di spesa pubblica. È vero o no? Non so se sono 1.001. Allora Cesaro potrebbe andare avanti tutta la sera. Ma ovvio, ovvio. Lui cambia di argomento in argomento, non chiude un argomento, ne apre un altro. Lo Andiamo chiudi avanti tu, tutta la dai, sera, chiudi così tu, è. Bisato, Però ti se do invece si vuole soddisfazione. fare un ragionamento, bisogna dare il tempo anche agli altri di fare un ragionamento. Pensavo avessi finito. E allora io dico fatto che una pausa di mezz'ora. ad esempio No, ha fatto una pausa breve questa volta. dai, lei. lunga, È come dai, l'altra ma- volta col dottor Chisarà le pause. Il tempo di Chisarà mi ha dia il litigato, tempo è di un altro respirare, discorso. dia il tempo di respirare almeno, Con perché Chisarà davvero mettiamo no, anche perché era caduto il microfono. Se non aveva la gentilezza di dire che era metteremo una caduto, clessidra per l'avevamo vedere risolta così la cosa. metteremo una clessidra Grazie, per Bisato. vedere le pause quanto durano anche, Allora, perché fra poco avremo anche parliamo questo. di uno dei 4 argomenti che ha portato in campo, ad esempio quello di dire Sì, però che... vorrei far intervenire tutti, perché sennò, caspita, non sono riuscito a dire 3 parole in questi ultimi 5 minuti. Prego. Per cortesia almeno, non so. Prego. Allora, su un aspetto specifico, ne tocco uno. Era meglio all'inizio, quando le regioni liberamente decidevano, uno partiva con la vaccinazione a 75 anni, l'altro diceva no, ma è meglio scendere, partiamo dai 73 anni ci sarà stato un coordinamento nazionale che ha messo in fila le cose e ha determinato che in tutta Italia si parte da una certa data e si scende. Se poi in Veneto abbiamo i palazzetti invece che fare con i gazebo all'esterno, ben venga. L'autonomia significa ci metti di più del tuo, ma la cornice la determina lo Stato per tutti. E infatti nel determinare la cornice per tutti ne abbiamo velocemente ne siamo usciti. Nel ragionamento che fa Draghi non ha fatto niente, perché ha detto Ma Draghi quando mai? Draghi non ha cambiato. Dimmi cosa ha fatto, i risultati che ha portato. Lascia stare la sanità che sembra un disastro, ma parlami dell'economia, cosa ha portato? Abbiamo raggiunto la Grecia come ultimo paese in Europa come disoccupazione giovanile, siamo al 30, sentiamo cosa. La ripartenza che c'è stata in Italia, naturalmente ci sono dei settori che stanno subendo ancora il disagio. Tutti i settori, Bisato, No, dottor Cesaro, no, non è proprio così, no. Perché se vogliamo, e il dottore qui presente, economista, ce lo può dire bene, vedrai. che la ripartenza che ha avuto l'Italia, qualche altro paese dell'Unione Europea non l'ha avuto. Fermo lì, sentiamola, è così? Cerchi Portelli di riassumerlo, di raccontarci, se può. Si parli della Germania, ad esempio, sta andando come noi o no? Allora, la Germania non sta andando come noi perché noi abbiamo perso nel 2020 il doppio di quello che ha perso la Germania. Di conseguenza il rimbalzo automaticamente e statisticamente, siamo a elementi base di statistica comparata, il rimbalzo nostro automaticamente è superiore perché abbiamo perso il doppio della Germania. La Germania ha perso il 5,2, noi il 9,6 con il governo Conte. Secondo, per cui è evidente che il nostro rimbalzo è superiore. Tenete conto che buona parte di questo rimbalzo, a parte il settore farmaceutico, lo spiega anche in maniera più pratica e capibile, che è quello che sicuramente ha avuto maggior impulso, vuoi per la pandemia, soprattutto a livello di esportazione. Noi abbiamo questo famoso bonus fiscale, cioè noi abbiamo il bonus fiscale che a noi costa 13 miliardi
e che ci dà sostanzialmente un aumento del PIL del 4,2%. Quindi è la spesa pubblica che traina il PIL, che è una contraddizione in termini, perché io faccio debito per far PIL, quando invece il PIL, per esempio legato, siamo qui nel settore calzaturiero della Riviera del Brenta, il PIL lo fa chi fa scarpe e esporta di più. Dipende, ci sono teorie economiche che dicono che lo Stato deve anche intervenire per far ripartire l'economia. Le keynesiane, teorie keynesiane dicono questo. Colgo al balzo questa sua osservazione. In questo contesto si inseriscono i finanziamenti del PNRR, giusto? Sono d'accordo. Allora, tanto per renderci conto di cosa stiamo parlando, i finanziamenti del PNRR sono dati essenzialmente, per buona parte, 60 miliardi, per le rigenerazioni urbane. Ma di che cosa stiamo parlando? I soldi del PNR, che buona parte sono a debito, dovrebbero essere investiti in fattori competitivi che ci permettessero di aumentare il PIL e non di fare la stradina o la pista ciclabile o di mettere una statua di donna a Prato della Valle, tanto per capirci. Non semplificherei perché sa che la rigenerazione urbana non è questo. No, cos'è la rigenerazione? La rigenerazione urbana è ad esempio dotare un comune come Padova di un'infrastruttura tram di terza linea che dove praticamente dovrebbe... il tram. Allora, visto che lei parla del tram, perfetto, parliamo del tram. Il tram costa 7 milioni e 8 a chilometro. Sono 14 pullman. Quindi lei dice che la cura del ferro non va fatta nelle città. La cura del ferro non va fatta. Cioè lei parla del tram, visto che qua si parla di tram. Anche del potassio. Il tram costa 7 milioni e 900 mila euro. Anche a Venezia. Perché... Anche a Venezia, infatti i due disastri ci sono Venezia e Padova. Costa 7,3, 7,9 a chilometro. La lunghezza media di un tram è 13 km in Italia, anche da noi, anche a Firenze. Quindi cosa vuol dire? 120 milioni costa l'infrastruttura, la cui gestione è sempre in perdita, perché va ripianata con i soldi del comune. A parte questo, con 120 milioni tu compri 250 pullman con autonomia di 500 km, con 52 posti, quindi quelli grandi, che hanno il grande vantaggio, uno, di essere flessibili, perché tu una volta hai fatto il tram, quella è la rotaia, non c'è niente da fare. La semplificazione è che lei ha detto stasera che non è Novax, ma è no tram, allora, perché c'è anche un comitato Vede, no lei tram. mi sta offendendo, perché non è che sia il no tram. Il tram è un mezzo di movimentazione pubblica stupendo, ma nasce con la città. Non può essere imposto per una visione ideologica che ovviamente è legata al mondo della sinistra, che lo impone in una rete viaria che è già intasata. È una stupidità di una evidenza che io mi stupisco come ancora adesso voi rinunciate. Padova rinuncia a 250 pullman che costano 500.000 senza gli incentivi dell'Unione Europea, perché se costano 500.000 con gli incentivi dell'Unione Europea deve pagare 400. Allora, ti trovi 300 pullman che puoi gestire liberamente si chiama vettori senza vincolo a terra, visto che parliamo di tecnica, usiamo anche i termini tecnici. Il tram è un mezzo, è un vettore avvincolato a terra che ha un livello di flessibilità zero, ha un costo esorbitante ed ha un effetto disastroso lungo tutta la strada. Ma come puoi pensare di far passare il tram davanti all'ospedale Sant'Antonio? Ma è una strada grande così? Allora, è tutta follia ideologica. Vabbè, rispondiamo breve sul tram, perché so che facciamo la bisogno sul tram. Ma chiesto a me del tram. Volentieri vengo una sera anche. Personalmente, non so, adesso io non sono mica preparato sul tram. Però è un problema, il concetto era un problema economico, stiamo parlando che dell'economia e sono andati a finire sul tram e ovviamente concludiamo il ragionamento del tram, ma la vera domanda è, secondo lei Draghi ha fatto bene o no rispetto a tutti gli altri? Bruno Cesaro diceva no, non ha fatto niente, invece Bisato dice sì, ha fatto. Secondo lei economicamente ha fatto qualcosa o no Draghi? Ma la legge finanziaria di adesso è un disastro di dimensioni incredibili. Io non ci credevo, perché io non ci credevo. Sono andato a vederla col presidente della CGIA, l'ho letta, ragazzi, qua siamo al governo Conte 3. La legge finanziaria poteva scriverla un Gualtieri qualsiasi, d'accordo, che era del governo Conte 2 con Conte. Non è cambiato, non pensate che perché è un disastro? A tabella 3 ideologico il suo ideologico, a tabella 3 1/8, tasse 2021 41,9, 2022 42,3.
Fermo lì, manovra fermo. finanziaria che prevede l'aumento delle tasse, secondo lei è Ma quale espansiva? aumento delle tasse? Fermi, C'è scritto! C'è una tabella bizzarra. Ma vabbè, se non la legge Poi il problema entriamo è nello tuo. specifico e No, analizziamo nello le specifico, categorie. c'è la tabella, Esatto, c'è si la chiama tabella. documento di È accompagnamento. Questa si chiama trasmissione da bagar, mezzo questa. punto la pressione fiscale. Questo è pagato. Vero o no? Vabbè, è colpa mia. Andiamo in pubblicità. Quello della CGIA.